Una spallata alla burocrazia per aiutare gli esercenti dei locali pubblici dopo oltre 2 mesi di chiusura forzata. La Giunta Comunale di Belluno, dopo un confronto con le categorie, ha varato una serie di indirizzi per sostenere la ripartenza delle attività commerciali. Ma cosa dice la delibera? Innanzitutto dice che per quanto riguarda i pubblici esercizi si possono mettere i tavolini in modo piuttosto libero, quindi usando le superfici che si trovano fuori dal locale, quindi nella strada, nei marciapiedi, eccetera, in un modo molto semplificato, perché non occorre fare alcuna pratica edilizia, ci basta l'invio di una planimetria con cui faremo giusto le verifiche per capire se si riesca a passare. In caso di ampliamento delle superfici di vendita, dato che la legge prevede la presentazione della SCIA, cioè della segnalazione certificata di inizio attività, pur se la pratica è estremamente semplice, la Giunta ha chiesto alla Regione la possibilità di derogare anche a questo iter. E chiederemo alla Regione del Veneto di poterci interfacciare con le aziende sanitarie per trovare una modalità semplificata e non opprimente, diciamo così, per garantire da un lato gli standard igienico-sanitari e di distanziamento che sono necessari, dall'altro senza inventare soluzioni troppo complesse per chi mette i tavolini appunto al di fuori, no? Al di fuori dei propri locali, in modo tale appunto che diventi una possibilità da un lato diciamo, per gli esercenti di non perdere fatturato nei limiti di quello che è possibile, ma anzi aggiungo un'opportunità invece per recuperare il fatturato che oggi non c'è più. Oltre alle agevolazioni relative all'ampliamento dei plateatici, la Giunta Comunale ha affrontato lo slittamento dei termini per l'imposta di soggiorno a metà ottobre e della COSAP a fine luglio, ma la manovra presentata ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cancellando la tassa per bar e ristoranti, ha di fatto aperto una voragine nelle casse dei comuni, tanto da far dire al primo cittadino di Belluno: se non ci saranno provvedimenti economici seri e importanti per gli enti locali, non ci sarà altra soluzione che tagliare i servizi.